Mattinata all'insegna dell'autonomia nella città del Santo, prima ospite in municipio del sindaco Giordani e poi relatore al convegno Autonomia e prospettive per il terzo settore e la società veneta, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. A che punto siamo con quella del Veneto? E la settimana scorsa abbiamo trasmesso gli ultimi ritocchi che sono il risultato di un confronto con le forze politiche della maggioranza e anche con le parti sociali, e il provvedimento è pronto per il Consiglio dei Ministri, lo abbiamo già trasmesso al Preconsiglio. Questa è la seconda volta, insomma, che facciamo questo percorso, a testimonianza che la concertazione è sempre utile perché chiarisce ogni dubbio. Qualche dubbio ce l'ha il Movimento 5 Stelle, ma Boccia fa notare che meglio di così non si poteva fare dopo 19 anni dalla modifica della Costituzione, un ritardo imperdonabile. Quello che abbiamo fatto in questi mesi è stato ricostruire un clima di fiducia tra i diversi livelli istituzionali, perché io trovavo assolutamente folle che non si sedessero al tavolo pezzi delle istituzioni. Oggi sono tutti al tavolo, c'è un'unanimità diffusa e ora serve il Parlamento, quindi il mio lavoro l'ho completato, ora è sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Spetta ora al Premier Conte mettere in agenda la discussione nel Consiglio dei Ministri e poi al Parlamento. Il Ministro spiega che si inizierà delegando alle regioni i livelli non essenziali di prestazioni, quelli cioè che non riguardano sanità, lavoro e trasporti. Significa accelerare i tempi, la gente ha bisogno, quando chiede qualcosa allo Stato, di una risposta in tempo reale e l'autonomia serve a questo. Alla Fornace Carotta, la scuola di formazione politica della Lega, il presidente Zaia sembra fiducioso per i risultati raggiunti insieme al governo sull'autonomia. Ma direi che ormai 17 regioni, grazie all'azione del Veneto, su 20 chiedono l'autonomia o hanno l'autonomia, per cui pensare che questo Paese possa rinunciare all'autonomia non esiste. Se non lo farà questo governo, lo farà chi viene dopo questo governo. Lei è fiducioso? Assolutamente sì, guardate, io sono quello delle Olimpiadi, tutti piangevano, tutti dicevano che si perdeva tempo e le abbiamo portate a casa. Quando ho deciso di fare il referendum per l'autonomia, tutti dicevano che era impossibile farlo, l'abbiamo fatto.